Le squadre dei Pulcini del Bibbione, del Trieste Calcio, dell'Union Fincantieri Monfalcone e del Graticolato, in rappresentanza delle scuole calcio Milan del Triveneto, hanno fatto da cornice all'inaugurazione del centro sportivo di San Michele al Tagliamento, recentemente fatto oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che hanno consegnato al sodalizio litoraneo un impianto moderno e funzionale. Una struttura intitolata ad Andrea Corradin, il calciatore del Bibbione che un male incurabile si è prematuramente portato via all'età di 18 anni. Alla presenza del sindaco Pasqualino Codognotto e dell'intera giunta comunale, delle massime autorità sportive regionali, dei genitori e dei parenti e dei dirigenti del Bibbione, che ne hanno ricordato in modo commosso la figura, è stata scoperta una lapide alla memoria dello sfortunato calciatore. Per noi è un momento molto importante perché è una cosa che inseguivamo, purtroppo è venuto a mancare Andrea l'anno scorso e volevamo avere un ricordo tangibile di un ragazzo che aveva portato sempre il sorriso e la voglia di giocare a calcio dentro gli spogliatoi e quindi per noi era molto importante lasciare un ricordo per tutte le generazioni che verranno in futuro. Grazie all'amministrazione comunale siamo riusciti a fare questo e sono molto contento di questo. Andrea era un ragazzo che illuminava una stanza quando entrava, era veramente un ragazzo speciale, quindi chiaramente purtroppo è venuto a mancare molto giovane, è chiaro che la commozione è tanta anche per questo, però parlare a posteri è sempre, no, sembra sempre difficile, ma veramente era un ragazzo che anche quando giocava, e non era un ragazzo che quando giocava le risparmiava, perché era un ragazzo che ci teneva, che aveva voglia e che correva sempre, era un ragazzo che giocava sull'esterno, per quello anche quella frase che abbiamo messo sul nostro centro sportivo, proprio per ricordare quello che lui faceva anche in campo. Se il Presidente vuol dire due parole. Come dicevo prima, io non ho conosciuto Andrea, ma sentire le parole di chi l'ha conosciuto ci ha commosso. Io ripeto per l'ennesima volta che non c'è ricordo, che non c'è futuro senza ricordo, e ha detto bene il medico che l'ha conosciuto purtroppo nei momenti più terminali anche della sua vita, quando ha detto che quando l'arbitro farà l'appello, Andrea ci sarà sempre. Ci ha messo del suo, credo, anche l'amministrazione, perché l'ho visto, adesso lo vedremo meglio, è un impianto molto bello, con degli spogliatoi adeguati, un impianto che permetterà a tanti ragazzi del vostro territorio di divertirsi, di giocare, e speriamo che quando entrano tutti guardino questa targa nel ricordo di qualcuno che non c'è più e che mi pare di capire era un bravo ragazzo, di più non so dire.